TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Una nuova stazione, un potenziamento ritenuto strategico dell'infrastruttura ferroviaria veneta è la fermata Venezia Mestre Olimpia all'altezza di via Gazzera Bassa sulla linea Venezia-Trieste. Una nuova fermata per favorire la mobilità locale e moltiplicare i collegamenti tra Mestre e la città metropolitana, in particolare i comuni di Marcone e Quarto d'Alpino lungo il corridoio Adriatico. Oggi l'inaugurazione ufficiale. A 6 mesi dall'entrata in funzione della fermata Venezia Mestre Gazzera lungo la linea Venezia-Udine, con la stazione di Via Olimpia si completano due interventi che rientrano in un più ampio progetto del valore complessivo di 62,25 milioni di euro, dedicato alla riqualificazione e al potenziamento della Gazzera nel cuore di Mestre. Un piano reso possibile dalla sinergia tra Comune di Venezia, Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana, con l'obiettivo di rendere i quartieri più accessibili. Passiamo alla sanità. Da oggi Dolo ha una nuova rianimazione, 9 posti letto e 2000 metri quadri per un investimento di oltre 12 milioni di euro, di cui 9 garantiti dalla Regione e 3 dall'azienda sanitaria veneziana ULSS 3 Serenissima. In questi giorni la primaria Lorella Altafini e i suoi 16 medici di anestesia e rianimazione si trasferiranno dal vecchio reparto presente tra i due blocchi operatori al neonato blocco est. La nuova terapia intensiva occupa ora l'intero secondo piano del nuovo edificio, lo stesso che ospita il piano terra e il recente pronto soccorso, inaugurato nell'estate del 2022, ed è sempre lo stesso edificio che vedrà al terzo piano la futura piastra operatoria. Come primo stralcio era stato costruito proprio il pronto soccorso, di seguito il cantiere è realizzato sovrapponendoli 3 ulteriori piani, al primo il vano tecnico, al secondo la rianimazione ed al terzo la piastra. Ancora cronaca. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Venezia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze, finalizzato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del commercio abusivo lungo il litorale clodiense. L'attività di vigilanza dinamica si è svolta sia sul lungomare di Sottomarina, sia nell'area posta a sud della spiaggia riservata ai campeggi e ha portato al controllo e all'identificazione di 15 persone, tutte di nazionalità straniera. Un cittadino è stato trovato in possesso di complessivi 15 articoli di pelletteria tra borse e portafogli, verosimilmente destinati alla vendita abusiva, ed è stato pertanto denunciato all'autorità giudiziaria, nonché sanzionato per il possesso di ulteriori 159 oggetti destinati al commercio illegale. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Questo pomeriggio l'assessore al bilancio del Comune di Venezia, Michele Twin, ha ricevuto H. Farsetti, Giacomo Capitanio e Alessandro Favretti, rispettivamente titolare e bagnino dello stabilimento balneare Eurotel del Lido di Venezia, autori lo scorso 21 luglio del salvataggio in mare di 2 ragazze. Dopo aver avvistato dalla torretta di sorveglianza le 2 minorenni in evidente difficoltà, trascinate al largo dalla corrente, Favrecchi e Capitanio hanno immediatamente allertato i soccorsi e raggiunto le ragazze utilizzando le dotazioni di salvataggio. Grazie alla loro azione tempestiva e coordinata, le giovani sono state riportate in sicurezza a riva e affidate ai familiari. Come segno di riconoscimento, l'assessore ha consegnato ai 2 operatori il gagliardetto della città di Venezia, complimentandosi per il coraggio e la professionalità dimostrate nell'intervento. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.